Buon Natale amici, buon Natale! Come vedete impariamo con cabarettista, se vestivo Pietro, sembra un albero di Natale. Vi raccomando a tutti, godiamoci queste festività natalizie, perché a Cira Squaglia l'anno passano, cerchiamo di essere buoni, di non fare monelli, ma soprattutto facciamoci gli auguri di buon Natale. Una volta gli auguri cominciavano il 1° dicembre e finivano il 6 di gennaio. Oggi ad ringraziare a Dio se gli auguri vi fanno i giorni stessi Natale. Una volta per le strade appena cominciavano i cristiani, buon Natale, auguri, buon Natale, altrettanto, auguri. Oggi con questi cellulari non si capiva più niente. Una parola, tanti auguri, buon Natale, schiacciamo i bottoni e facciamo l'augurio a 10.000 cristiani. Non ne parliamo più manco per telefono e manco più interessati. Poi in tasto Facebook, basta che ci mettiamo una birra Natale e una scritta buon Natale. Abbiamo risolto il problema, ma quale? Cerchiamo carissimi amici, ma non conciamo, ma ne facciamo una festa. Come si faceva una volta quando si giocava a Tagliabella Tombola, che si riunivano tutte le famiglie, Ranni, Ricciridge, Manzani, tutti i 4 seggi che c'erano, perché i seggi ne avevano 2 partite, una era capotta e l'altra era con un filo di compensato, che se qualcuno si stava botto si rompia. Giocavamo calanticchia, cafaciola, una cartella 10 lire. Da lenticchia mi dovete credere, ne buttavamo pure un toletto di quanto lenticchia e di quanto cose si faceva per giocare a tombola. Basta carissimi amici, vi voglio raccontare una barzelletta a proposito delle festività di Natale. Un amico mio con sua moglie hanno deciso di fare le festività natalizie e di sposarsi nelle feste di Natale. Non vi dico e non vi conto la prima notte del matrimonio, ed è normalissimo, no? Si arriva alla prima notte di matrimonio, allora giustamente si sta nelle festività di Natale, una maccattana a mutandina russa, un reggibetto russo, perché se non è russo non è Natale, che c'è questa usanza. Basta arriviamo nella camera da letto per fare la prima notte di nozze, no? Già. Quando ad un tratto la moglie si spoglia e gli dice gioia, ecco qua, sono tutto di rosso per te. E tu mi da qui di ricaccia da siu e di capatte ce ne ciu. I parole furuchiste, bacetto, bacetto, buonanotte al boschetto. Basta, questo a mai è cretino. Ma e su bucaro, andiamo a una notte di nozze, no? La stessa cosa, chi ti si apre giù per la vestaglia, gioia, sono tutto per te, tutto di rosso. Chi stava a dau? Bacetto, bacetto, buonanotte al boschetto. A Cristiano guardavo, ci visto caccia a nuovo, diceva, no! Basta la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima giornata da settimana. Non ne potti più. Per arrivare al momento cruciale, la signora cosa gli ha detto al marito? Gioia, sono tutto rosso per te. Se fatti giù, bacetto, ci si aspetta gioia. Bacetto, bacetto, buonanotte al boschetto. Senti, o tutto a sto boschetto ci chiante qualche cosa, o se non io domani sto terreno movino. Ok amici, questa è la barzelletta, sicuramente tanti di voi si stanno facendo qualche risata. Io voglio concludere ringraziandovi tutti. Ringrazio la mia famiglia che in quest'anno mi è stata vicino. Ringrazio la mia produzione, la VG Produzione, capitanata da un amico numero 1, Gianfranco Villari, la persona che cura la mia immagine. Saluto anche l'amico Simone Bombaci, ma un ringraziamento particolare va al di là dello stretto all'amico Giuseppe Gonnelli. Grazie Giuseppe per aver portato oltre lo stretto il mio personaggio, le mie canzoni e aver fatto conoscere anche persone che hanno messo il mi piace sulla mia pagina ufficiale. Saluto a Sidney l'amico Galluccio, Salvatore Galluccio,
con tanto ma tanto gioia, il maestro Enzo La Face e la figlia Adela, e concludo salutando anche tutto il mio fan club e tutti i membri che fanno parte. Basta, concludo dicendovi buon Natale e vogliamoci tanto ma tanto bene, perché questo mondo ne ha di bisogno. Auguri, buon Natale da Pariapoco. Ciao!